Malo. I profughi lavoreranno in Anguriara. L'idea è venuta al gruppo Accoglienza Migranti Cittadino. Traendo spunto dalle parole del vescovo Pizziol che ha invitato le parrocchie a ospitare i migranti, a novembre la comunità ha ospitato 5 ragazzi provenienti dal Mali. Da allora un gruppo di volontari si impegna nella loro formazione ed integrazione nella comunità. Dopo i corsi di lingua italiana, i laboratori di meccanica, la coltivazione e l'ambientamento nella piccola cittadina, con l'estate alle porte potrebbero essere coinvolti nella gestione durante i weekend dell'Anguriara. Marostica. Vigili del fuoco al lavoro in mattinata per spegnere un incendio scoppiato dentro la Corte dei Re. La segnalazione è partita da alcuni passanti che hanno notato del fumo uscire dal locale. Il rogo, non di grandi proporzioni, è stato domato facilmente. Un anno e mezzo fa il bar era stato preso di mira dai ladri che avevano svuotato gli armadietti dei dipendenti fuggendo con 1200 euro. Asiago, un turista svizzero di 73 anni durante il Giro delle Trincee, non distante da Malga Cimo, ha messo male il piede a terra procurandosi una frattura a una caviglia. Sul posto è arrivato il soccorso alpino. Il turista si trovava con alcuni connazionali. I soccorsi lo hanno caricato sulla barella trasportandolo fino alla jeep che si trovava a 1,5 km di distanza. Poi, per le radiografie, è stato portato in ospedale. Valbrenta, estate di passione per gli automobilisti in Valsugana. Lunedì 9 maggio riprendono i lavori di messa in sicurezza della galleria San Vito sulla statale 50 bis tra Arsie, Belluno e Cismon del Grappa. Il compartimento per la viabilità del Veneto dell'ANAS ha comunicato l'inizio dei lavori per la manutenzione straordinaria della volta e la realizzazione dell'impianto antincendio e sicurezza della galleria. Il cantiere sarà operativo fino al 5 agosto. Bassano. Sono le Olimpiadi dei massimi esperti informatici, si chiamano Hackathon. Quest'anno parteciperanno anche 4 bassanesi. Si chiamano Luca Vidale, Marco Volpe, Damiano Buscemi e Francesco Galvan e sono tutti trentenni. Voleranno a New York per partecipare alla gara. Nel 2013 hanno deciso di fondare un'azienda innovativa per aiutare le altre aziende a diventare più competitive attraverso il digitale. Ora sfideranno i campioni digitali da tutto il mondo.